Buonasera a tutti, BCTV, questa novella di oggi, di 26 di Sant'Andrea, 2020 Kimbe. Bene, siamo tornati a Inocche a tornare a fare funzionare il villaggio elettronico di Mialino Pira, che l'abbiamo posto in funzione, sai, Davis, ma non solo sai Davis, ma pure in altri due. Tutto il ravantioso di BCTV. Bene, diamo come si presenta Salie, oggi si presenta in una cucustatura bella che completa, ma che trettedo gaire di Aitino. Però il sole resiste a illuminare Zaida, come non pruse, in questo momento è già cambiato, questa è fatta, batto il minuto al fa, che è fotografia, però è scambiato già, sul tempo del gai, così trattedo del biaitino con la su sole e l'illuminate voi come te la stiamo vedendo in occhio, però poi anche l'ha cocuzzato, ecco, e che sei illuminata come noi spulgai, e ste proprio in ombra. Bene, di volte non alla su Zaravallo, non attacchi Mercury oggi è 9 gradi temperatura massima e 4 gradi temperatura minima, quindi abbiamo fritteggio, mezzo cocolato per tutti i giorni, pensi che a saldua, chi cocola adesso tutto e non sa che è una mudinedda, gainata per Saravallo, insomma, poi abbiamo da bere. Casa abba per tutti i giorni, mudinedda, desinata proia normale e borse scarichi trischiedda pure, insomma, ecco. 7 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima, quindi gradi va il fritto di oggi. Bene, abbiamo il toccamento so che sono non vorrei qualcuno quello che io ripetere che è importante, insomma. Ecco, questo è un locale che batte al locco, è praticamente Sadomo subiato di Angeli du Conto, Angeli du Conto un su birraio e adesso le serapi, insomma, ecco, e sta in Spagnolia, un bello locale, come dovreste vedere, è nascito come salumificio, è nascito, quindi per tutta la struttura, il bagno e così via, però anche una attività che è interessato potete telefonare al suo numero 377 30 Kimbe 59 083 che è il suo numero di Sagatia di Angelo Conto. Sarapio. Bene, bollamento poi sul libro di Antonietta Cocco. Ecco qua, bollamento questo è un libro di Leghere, insomma. Ecco, io la Polesso insomma, veramente poesia sa chi esprime il sentimento, una maniera di vivere, una maniera di affrontare la vita, una cosa veramente interessante, perlomeno a me mi ha fatto una bella impressione. Ecco, Antonietta Cocco è fissa di Dionigi Cocco, di Onanie, ed è siata Pittalis, del sol de Monnuelai, scusate, Torre Minore, de Fanina, de Monda, e Canno Vina in Bizzi, e prima di incarnare a Olbia, la famiglia è stata vicinato di Sant'Angelo di Sadomo, dove comunista la famiglia di Annelene, cara al domo di Siminea e al domo di Masalone. Venne la poesia che la mollessa Eresi, come non volata rallegre, però insomma è veramente toccante, commenta la scena da chi non speriamo normale, ma come chi sono del suo presente e colato dal suo passato, alla sammentare, insomma, e non sa che ti pieghe, e che la siamo vista, questa sa, e sono andata a rinverdire la lana, in effetti la lavare la lana, e poi che hanno garminata e ho cagliato a frocco bianco, insomma, ecco, e lì stenniano oh, iso stupa pure in terra e non baiata l'occo però la asciuttare il sole. E in che poi parlamento gallo, la pittura degli Achia, che ormai è fama internazionale, ne siamo veramente mannino, scomentiamo nato, non si incontrano, sono locco, non eh, l'hanno apprezzata, insomma, Cracovia, Milano, Sanremo, Parigi, eccetera, eccetera, Dubai, Berlino, Venezia, Pisa, Roma, Firenze, Milano,
e insomma in totue hanno apprezzato la pittura vistichesa, insomma, che la vistichesa si considerata sempre. Io del colore del sentimento, insomma, ecco, colorata lo sentimento, scolorate, insomma, e poi lo esponete in una tela, poi lo potete preziare tutto quanto. Andiamo sul giornale, no, abbiamo solo un articoletto che a me, insomma, queria dare. Da domani nell'aula magna della facoltà di architettura e sabato si svolge ET Workshop Beyond Underground nell'ambito dell'accordo tra Regione e Università di Cagliari a supporto della candidatura di Sosenato come sede dell'Einstein Telescope. Coinvolti un centinaio di studenti provenienti da 14 scuole di architettura impegnati nella 17ª edizione di Villard, seminario sulla progettazione dei territori interni italiani. Vabbè, insomma, l'architettura batta a entrare, ma non lo so, forse fu capitolo dell'ingegneria. Andiamo da innanzi e facciamo da provincia. La provincia, Cicolini Capo, Supremo, investe sulle strade oltre 20 milioni di euro di lavori, insomma, per danni teatri. Il presidente Cicolini assegna la delega alla viabilità al sindaco di Galtellì, Franco Solinas. Asfalto, malandato, segnaletica danneggiata, barriere non più conformi e ben 240 tra ponti e viadotti del Norese da sistemare al più presto. Completati i sopralluoghi e le verifiche sul territorio per la provincia del Campostrade, viabilità e sicurezza. Non c'è davvero più tempo da perdere. Gli investimenti in cantiere sono decine, prevedono un costo complessivo che supera i 20 milioni di euro e tra i prossimi ci sono anche quelli sulla strada provinciale 17 nel tratto tra Salule e Bolotana o la provinciale 7 tra Desolo e Fonni. Insomma, sono tanto sull'investimento, sono 20 milioni di euro, sono metasa di strada che la provincia Iucate. A carico Arbarè, Boscheglio citare, questo scrittore, Vindice Lecis, insomma, ha scritto tanto su romanzi storici, a me mi piace metta, io la polessa belle che tutto, e questo Arbarè mi manca, che insomma, ma me la può a procurare canto prima. La vita del capitano di Alagon, la storia di un personaggio reale, ma ai più sconosciuto. Leonardo d'Alagon è un personaggio veramente della resistenza sarda contro l'invasione aragonese, insomma, la guerrata fino all'ultimo, insomma, e poi, vabbè, ha perduto l'ultima battaglia di Macumele, a favore del suo aragonese, il bini pure il Desassari, insomma, sardo collaborazionista, come te sono como, e quindi hanno fatto perdere la sovrania di Sarborea sopra sul territorio suo, che praticamente hanno giudicato, ma di fatto ha puntuito un regno di Arborea. E Leonardo Alagon, uno dei suoi ultimi, non ultimo, chi manteneva in possa su giudicato, insomma, e ha cercato di difendere contro los invasores aragonesi. Attuale catalano, insomma, ecco, più o meno. Stanno in Spagna è diviso in due parti e il regno aragonese è uno dei suoi regni invasori della Sardegna. Un libro sicuramente da leggere. Andiamo ai Nocche, sindaci a confronto sullo spopolamento, città e paesi studiano le strategie per un futuro condiviso. Un altro convegno su spopolamento, insomma, ma a secolo in questo convegno non si è mai buscato nulla di vero antidoto, ma chi
a spopolamento. Venerdì alle 17 al Centro Servizi Culturali il dibattito organizzato dall'Associazione Nino Carro. Proseguono le iniziative promosse dall'Associazione Culturale Nino Carro sul fenomeno dello spopolamento che sta caratterizzando quasi tutti i centri della Sardegna. Il prossimo appuntamento è stato fissato per venerdì a partire dalle 17 nella Sala dei 100 Servizi Culturali in via Antonio Gramsci e Macumere. La regola per il spopolamento contro il spopolamento è stuna solo, cioè può restare Salvidal deve cumbennere, deve restare. Se non cumbeniti, bene, Bessamore, Posaida, eccetera, eccetera, ma intanto però si incannano e prangan Saida da Orasa, invece che la prangher da intro, e quindi a che rimanere a chi non siete poso una ida de pranghere. E il beato un posto de Alessandro Oronesu, che io citare come non mi sono dimenticato di ponere in vista, ma non perché io rinunziare lo Kirko, allora vediamo un po' così Michela sa di Alessandro Coroneso, vediamo un po' così la zappa, eccolo qua. E Lucheglio proprio mannare in diretta che veramente opala lo che facere non funziona mai. Ecco qua. Scusate un attimeggio, però ma ne ha sapere di avere che questa regione. In via, come è arrivata, che hanno arrivato le dimore. E quindi contro gli spopolamenti, Munnan, per restare in una ida deve convenire di restare. Se non conveniti, la gente non vi resta. Cioè, papà che te ha che potremmo anche tutte le cose amorose, che querimmo, però poi a prangere dai Orasa non aiuta Saida, ma ti date un'immagine del mio paesello, eccetera, eccetera, pintato in termini veramente penosos, insomma, quasi a ne pena del poverito noi che siamo restati i Salvides. E comunque tornando a Alessandro Narata, mentre ad ogni occasione elettorale maggioranza e opposizione si preoccupano di esaltare la crescita del proprio consenso, Bitti di pari passo al calo nazionale dell'affluenza al voto disegna una parabola discendente. Oltre 20 le attività chiuse dal 2015 al 2025, suddivise in artigiane, manifatturiere e di servizi. È un dato allarmante che fa riflettere ed è una riflessione inesorabilmente amara. E allora mi chiedo, quali possono essere le strategie da adottare e quali oggi i rimedi da individuare per tenere in piedi l'economia locale? Urge un'azione congiunta e mirata. Onore a chi resiste. Bene, Bisti TV si pone a disposizione, può avere un arreio zupa di questa questione. A avere una rubrica in un non sono esatta a poter esprimere, denaro, ecco, io ho il contributo mio scusto, penso che si debba fare che scusto, può rimediare, insomma, può che rimanere a chi l'attività schittanca, una vina certa è stata stancata da non pro questioni economiche, ma per questioni di indisponibilità o pro morte o pro malattia o pro altre cause indisponibilità a seguire le attività. Ecco, la spiegare in mano questa ne si costa le attività oppure ne proponerà e comunque gli scritte scrivono un'attività che abberiti neanche tabberreratela al dopo che ha creato economia, che ha creato attrazione, invece una chi tancata neanche tancareatela, quindi è un processo virtuoso o malacatoso, insomma, a seconda del suo in quale senso andiamo. Quindi a chi un sforzo toccante, no? Spremimo sacramente e dimos ite proposta si può fare
prosaida. Basta che so piagnisteo. Ormai non sono dei grandi aiuti lo piagnisteo, non so né so into né so de ora. Boh, pensa fotografia al dedomoso in un becchino che si ingrosto e vi prendiamo sopra e così via. No, non abbiamo bisogno di questo. Si la mantengono in domicilio, si la mantengono, vi prendono in domicilio, in sacratea, che noi invece abbiamo bisogno non di pranzo, ma di iniziativa. Bene, andiamo da innanzi e facciamo di attero. No, che abbiamo già arrivato da Aragon, no, Leonardo Aragon, ma com'era, l'abbiamo visto e andiamo a Siniscola, celebra la Regina Pompia, weekend dedicato al frutto unico, l'oro del territorio. Vabbè, insomma, l'oro del territorio è diventato un presidio slow food da più di 10 anni. Vabbè. Lasciamo perdere l'oro del territorio, comunque sia, in occasione di scuola ha scritto trasformare una risorsa alle Pacu Conti, insomma, in una risorsa vena. Complimenti a Solsini Scolegio. La città scopre le costellazioni quantiche, insomma, di modo non fa quello quantismo, però, insomma, che tutto piacere che va per iniziativa nuova a partire dal gennaio 2026 le attività della nuova Accademia di Formazione. La città accoglie l'Accademia Formazione Costellazioni Quantiche, l'innovativo percorso di crescita e trasformazione, come definito dai promotori, approda anche in Sardegna con l'apertura di una sede a Nuoro a partire da gennaio 2026. L'Accademia Formazione e Costellazioni Quantiche è nata a Salsomaggiore Terme, con sedi già attive anche a Roma e Bologna, espande la sua missione nell'isola sotto la conduzione di Mariella Calcagno e Dario Nencini. Mariella Calcagno, ideatrice del metodo e cofondatrice dell'Accademia insieme a Dario Nencini, è docente Life Coach e scrittrice ed è considerata un punto di riferimento per i corsi sull'energia quantica e i seminari basati sul risveglio e il riconoscimento dell'energia, la medianità e i viaggi astrali. Quindi non siamo andati nel Pacu Conto, insomma. Dario Nencini, cofondatore dell'Accademia, è anche life coach e conduttore di corsi di tarocchi intuitivi. Insomma, uno pacchetto abbiamo andando e poi su misticismo, tarocchi e così via, ma lasciamo perdere. Noi ho letto l'articolo e pensavo che qualche cosa di più serio. Allarme sicurezza, il caso in consiglio. Le moderne di Nuoro. Siamo Nuoro, episodi gravi e cittadini in pericolo. Subito misure adeguate. Il tema della sicurezza in città torna sui banchi del Consiglio Comunale con l'intervento del gruppo di minoranza del centrodestra Siamo Nuoro. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di episodi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e introducono purtroppo dinamiche nuove e preoccupanti per la nostra comunità. Lo affermano Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni, raista de Bastianello Buffoni. Le razza visti Chiesa, bilancio ok, soldo riabilitato. L'ex sindaco, premiata la squadra, ritorno in politica non ora, ha dichiarato Isse. Ciccolini ha deciso sulle deleghe, il Consiglio provinciale di Nuoro si riunirà venerdì alle 9:30 per affrontare temi centrali per l'assetto istituzionale e amministrativo dell'ente, a partire dall'approvazione dello statuto provinciale e del regolamento di funzionamento del Consiglio e degli organi consiliari, sino alla comunicazione dei prelevamenti dal fondo di riserva e alla variazione di assestamento generale del bilancio. Ecco, quindi est in attivitate Peppe e speriamo che si rimbuono. L'archeologico
aspetta Asploni, domani conferenza su Satta. I miti inevitabili, invisibili delle città e del territorio, da Sebastiano Satta a Giorgio Asproni, sino ai luoghi. In città da tempo è in corso una cancellazione della memoria. Nessuno è colpevole, tutti ne sono vittime, cioè praticamente avete visto chi Asproni è stato cancellato dal suo museo Asproni e l'hanno dato un nome anonimo, museo archeologico di Nuoro o cosa del suo genere, insomma, di non querer narrare nulla. Allora, cancellazione della memoria, nessuno è colpevole, tutti ne sono vittime. Di recente un nuovo progetto del museo archeologico, conosciuto in modo informale come Museo Asproni, ha evidenziato una notizia non da poco negli atti. Negli atti, fin dalla sua costituzione, Asproni non è mai comparso. È la comunità che ha associato l'archeologico alla sua sede nel Palazzo Asproni, e quindi è sprocorso che beato un'associazione caite su Palazzo Asproni. Il direttore Antonio Cosello dice: non vogliamo allontanarci da Asproni, anzi sono in corso interlocuzioni. Se ne parla sempre troppo poco. A pensarci è anche l'associazione mazziniana italiana con Annico Pau, in vista del 150° anniversario della sua scomparsa nel 2026. Pau ha scritto al sindaco di Biti Giuseppe Ciccolini: si potrebbe valutare la possibilità di dedicare un memoriale all'interno del museo Giorgio Asproni. È solo uno dei tanti grandi. Allora, si potrebbe valutare la possibilità di dedicare un memoriale all'interno del museo Giorgio Asproni, è uno dei tanti grandi. Così domani alle 18 al MAM del corso Annico Pau e l'architetto Giovanni Maria Filindeo parleranno di Piazza Sebastiano Satta, un'opera d'arte in forma di città, un'opera d'arte in forma di città. Non riuscite a carenare questa cosa, comunque sia, tanto pare che batta, cioè attività della cancellazione poschiate, fino a che poi si sport, Caprile testa alta e sfida nella sfida contro Di Gregorio. Juve Cagliari nel segno del portiere che vuole rilanciarsi dopo il Genoa, che ha fatto un sbaglio madornale e sa partita su Genoa, ha sottovalutato un tiro da largo che poi che l'ha brincato, e quindi Juventus Cagliari ore 18 sabato Chieniti. Namadà in Antisi, piove ma gli invasi sono vuoti, nell'isola restano le restrizioni. I bacini solo il 32% delle scorte, arrivati appena 5 milioni di metri cubi. Noel Bastardo, maccheroni sempre a secco, rubinetti chiusi. Maccheroni si sa diga del sorpè. Meloni ora guarda la legge elettorale. In attesa del referendum sulla giustizia, maggioranza divisa sul testo. Chiaro che il governo si ha che la legge elettorale chi li è può convegna, e quindi Meloni come il videnne chi li sono che ne sa scoasa e tanno pesata desi cucustare bene quindi una legge elettorale ammasettata a sol bisonzo suo. Province nel limbo, ma sono parte della Repubblica. In Lecce, gli applausi al suo arrivo in segno di gratitudine per la presenza, ma ancora, questo è il capo dello Stato, Mattarella, ma ancora più alta dalla platea dell'Assemblea Generale dell'Unione Province d'Italia, UPI. A Lecce è stato il consenso che per il monito lanciato nel suo intervento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le province non possono essere destinate a un eterno limbo, sono parte della Repubblica, ha ricordato il capo dello Stato. Vabbè. Insomma. La legge elegge l'ergastolo per i femminicidi, proprio ieri si sa di aumento di essa femminicidio,
è stata approvata la legge che ha che te un reato particolare sul reato del femminicidio. Ieri corteo a Cagliari, ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità, cioè praticamente quindi non è un omicidio normale, un femminicidio, ma è un omicidio particolare, assimilabile a accusato pro discriminazione razziale, discriminazione religiosa e così via. Quindi una aggravante che prevede l'ergastolo. Allora, noi abbiamo solo Pacco scommento, Zoe, Ciriaco 2, vabbè. Trump, Ucraina, accordo vicino, ma Mosca avverte, le modifiche al piano rispettino il vertice di Anchorage, e cioè praticamente su campo scritto noi e vorremmo mandato scritto in russo, caso inglese non è che lo conosca ne metta, insomma. E quindi se l'hanno tradotto americano su traduttore automatico. Vabbè. La giunta taglia i fondi ai gruppi, in consiglio monta la protesta. Cancellati 2,2 milioni. Oggi è possibile un chiarimento tra esecutivo e assemblea. La presidenza si troverà un accordo che soddisfi esigenze di entrambe le parti, cioè praticamente Zo Scalifo, che sono sul gruppo, insomma, che anche reposinari con disponibilità procurare la clientela. E noi che abbiamo poi Roberto Saviano che è sempre un esperto di delinquenza e specialmente come delinquenza sarda. L'isola Hub per stoccaggio di coca. Qui la Camorra ha i suoi riferimenti. Roberto Saviano a Cagliari con lo spettacolo su una vittima dell'Andragde, sull'assalto in Toscana, avevo ragione io, mortificanti gli attacchi dei politici. E cioè, quando noi siamo andati qui in Rossardero, abbiamo fatto l'attacco, però il problema è stessa maniera che l'ha nata, cioè non tanto il fatto della è nata, insomma. È sempre Saviano, quelli ci sa a nuova, questa si Unione Sarda, così le bande dei sardi assaldano i furgoni portavalori. Roberto Saviano, oggi e domani alle 20:30 al massimo di Cagliari. Ecco qua pure in prima pagina l'isola Hub della cocaina. E in occhi Matessi, su Unione Sarda, nessuno diffama i sardi, ma il crimine è una realtà. E intanto anticipamolo, nucleare a Macchiareggio. Dette siamo da ragionare, Macchiareggio non fite taso sittoso, battordi che sittoso, chini, è stato individuato posa deposito di serie scure nucleare. In occhi del centrale nucleare, ma non del centrale da fusione, ma del centrale da non da centrale da fissione, ma a centrale da fusione. Le attuali le centrali sono tutte a fissione, cioè che praticamente sono un processo che è usato a uranio e generata poi la scoria radioattiva. Cosa scrive anche il lavoro in Sardegna? Caini in Italia cosa si scoria? Vista una male, non si intonano neanche su Colosseo, neanche su Cappella Sistina. Invece no, che abituato a scommettere zona non statale come in Montonaglio, che era in paura da riscoprire. Ma i dimori di che si tratta, possa questione nucleare. Impianti nucleari anche Macchiareggio tra le aree idonee. Allora Macchiareggio non fu prevista tra le aree idonee a sul deposito di scoria radioattiva. In tutto più o meno a Curta San Marmilla, sul 14 zitto e poi 8 come sono stato eliminato, cioè se sono stato eliminato ma binare stata galuotto, binare stata desito possibile possa di scoria radioattiva. Questo è un altro problema, è un problema della fusione nucleare. Fusione nucleare praticamente è l'impesso che non esiste una macchina che sia in grado di fare questa fusione nucleare e chi
restate in tre a popoloso di 15 minuti, insomma, mi pare che sia 15 minuti, poi si fracassa tutto, cioè quindi arrivare a una fusione nucleare non ha essere io non crasa. La fusione ha su vantaggio che non lascia scoria radioattiva, però ha un svantaggio che in centrale genera neutrinos. Los neutrinos sono altamente penetranti, cioè può impedire che incassano fuori dai numeri avvenuti la fusione e tocca a devi porre strato di piombo e di cemento metta largo, così no, il neutrino sono micidiali, resessino a trapassare calesia cosa. E comunque no che siamo un anno, allora chi è che fa che questo studio, chi ha individuato a Macchiareggio come è possibile loco, questa è la Gauss Fusion, azienda Green Tech europea fondata proprio per costruire la prima centrale a energia da fusione su scala commerciale e quindi andiamo a sostituire altra forma di generazione di energia. Allora, l'obiettivo dichiarato è la trasformazione della fusione da campo di ricerca a realtà industriale per la produzione di corrente elettrica. Sia chiaro, quello dell'area meridionale della Sardegna compare come uno dei 150 cluster industriali e 900 siti individuati dall'Europa, cioè è un processo europeo questo che fa un'indagine. Metaloco sono pure in Cremona, Venezia, Milano, eccetera, eccetera, poi andiamo in Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, principalmente in aree industriali. Poi è stato individuato un macchiarello, no? Che il criterio di individuazione è basato su quale di struttura energetica già esistente, cioè lo impianti che vi sono già e che sono in grado di poi cogliere l'energia e la distribuire in altra zona. Ecco, questo è il suo criterio che ha seguito. La giunta taglia i collaboratori dei gruppi e scontro, questo l'abbiamo già visto, i satiro giornali in occasione Unione Sarda, Rate Iti, Sanova, Sardegna. Andiamo ad Annantisi, confusione in maggioranza, 2 vertici nel campo largo. Lo staff della Presidente aveva convocato i capigruppo per giovedì 4 dicembre. Anche il segretario Dem, Silvio Lai, ha chiamato i colleghi per una riunione politica, quindi no, questo dualismo insomma, tra Presidente della Giunta e Presidente del Succusizio, insomma, è come scominciare a bene la fora. Però no che non è Comandini che l'ha convocato, ma Silvio Lai, che è segretario adesso democratico, Partito Democratico. Nucleare possibile nell'isola, la Sardegna tra le regioni idonee a diventare sede di una centrale a fusione. Lo prevede uno studio di Gauss Fusion che ha individuato un'area nel Cagliaritano e precisamente la zona del Macchiarillo. La Sardegna entra ufficialmente nella mappa europea dei possibili siti per ospitare la prima generazione di centrali a fusione nucleare. Il nuovo studio, commissionato dalla Gauss Fusion alla Technical University of Munich, pubblicato il 24 novembre 2025, individua per la prima volta nell'isola un'area potenzialmente idonea a diventare sede di un impianto di fusione, segnando un passaggio importante per il futuro energetico del Mediterraneo. Nello studio in particolare è stata individuata un'area del Cagliaritano. La presenza della Sardegna nella cartografia del rapporto rappresenta una novità significativa. L'isola infatti viene considerata alla stregua dei principali poli energetici europei grazie alla combinazione di spazio disponibile, infrastrutture esistenti e possibilità di riutilizzare le aree industriali o anche di siti energetici preesistenti, tutto in cui è lo criterio del Sepero di Anna Zecchitti. Bene, andiamo da innanzi, mi pare che siamo arrivati all'ultima nuova Camera, ok al reato di femminicidio, ma stop al DDL sul consenso libero.
lo stop al femminicidio è stato votato all'unanimità, invece il consenso libero, cioè il problema è che non battono un consenso esplicito da parte di una femmina, viene considerata violenza sessuale. Insomma. Cioè, il consenso deve essere chiaro e non in condizione di poter separare. Insomma, se una persona è imbriaca, non è in grado di esprimere un consenso e dunque tocca devi stare attento, insomma, cioè insomma, chi insomma ha un approccio che non ha emina deve avere un consenso esplicito, se no rischia di essere appunto accusato di violenza sessuale, che ha approfittato di una situazione, che ha approfittato del fatto che sono abbassato lo criterio del controllo personale, insomma, e quindi approfittarne, insomma, non ha aspettato un consenso esplicito. Ecco, tutti no, questa è la questione. E va bene, che in questo terminiamo le novella di oggi e non diamo appuntamento a casa dopo 37 minuti, oggi è durata veramente metà. Rite novella. Danno a mentor ridere a tutto e mentre la casa, ecco qua, ti diriamo a mentor ridere e di buon a tutto dai Vizi TV.